Stasite e mangiate. Mangiare è il principio fondamentale della convivialità. Per i Sicili nasce da un'idea, da un'intuizione, dal voler coniugare il valore identitario di un paese squisitamente marinaro e costiero come Isola delle Femmine con i prodotti dell'agricoltura, dell'entroterra. La valorizzazione dell'entroterra passa proprio dalla capacità di dialogare con la costa e con il mare, che sono tradizionalmente i luoghi dei flussi turistici della Sicilia. 3 giorni durante i quali abbiamo ripercorso quelle che sono le tradizioni, grazie appunto alle specialità realizzate nella nostra terra, ma che ci hanno permesso anche di tuffarci nel mondo dell'innovazione. Ecco che per la prima volta sono stati realizzati dei vini con un'etichetta speciale, Isola, e con quell'isolotto di Isola delle Femmine che è nel cuore di tutti quelli che hanno messo piede su queste spiagge fantastiche almeno una volta nella loro vita. Il vino Isola è un mezzo di comunicazione più che altro per sponsorizzare e valorizzare il nostro territorio. Il nostro motto è quello di divulgare il bere responsabile e di qualità soprattutto. E questa sera ho visto veramente dei prodotti eccellenti. Grazie alla fantastica maestria di Matteo Bonandini siamo riusciti a creare un drink che parla di Sicilia attraverso il melograno, attraverso il passito, quindi qualcosa di veramente eccezionale. Creare un cocktail dedicato a un territorio vuol dire andare a valorizzare quelle che sono le materie prime di quel territorio in maniera sapiente grazie alla conoscenza che riusciamo a avere di esso. Penso che sia un'occasione di crescita per le attività del territorio. Penso che sia fondamentale perché il Paese offre molte risorse anche per il periodo invernale. Una completa visione sul mare, sul tramonto, sul cielo, è uno spettacolo ancora più bello dell'estate secondo me. In inverno sarebbe una cosa fantastica perché i posti ci sono, i luoghi buoni ci sono dove poterli fare e quindi un aperitivo uno va benissimo sempre, senza mai esagerare nelle cose. Aperi Sicily vuole essere un momento nel quale ci incontriamo, posiamo finalmente da parte i cellulari e un momento come questo, prossimi al Natale, ci dedichiamo anche a coltivare valori come l'amicizia, la convivialità e il buon cibo come quello dei prodotti siciliani. Io Compro Siciliano promuove, cerca, ricerca e spinge tutto ciò che è innovazione di aziende che partono da questo territorio e che vogliono espandersi anche in una logica nazionale e internazionale. Siamo veramente soddisfatti del risultato di questo primo festival dell'aperitivo siciliano. Isola delle Femmine improvvisamente è diventato un ponte di congiunzione fra quello che è la cultura marinara, il mare, il pescato e quello che è l'agricoltura, il vino, i cereali. Tutto questo connubio di prodotti siciliani si riunisce nella nostra Isola delle Femmine e diventa da un lato un cocktail, dall'altro un'etichetta per promuovere questo territorio fortemente identitario e proiettarlo come un territorio protagonista della nostra Sicilia, ma anche protagonista in Italia e in Europa. Finché c'è il convivio non ci sono sciarre.